Ciao, buongiorno. Oggi sono in Austria, al confine con l'Italia, ma sono dovuto sconfinare per trovare un po' di neve. Purtroppo l'inverno qui fa gli scherzi e allora ho deciso di salire in macchina fino a Passo Pramollo. Si parte circa da 1500 metri e si trova ancora un po' di neve. Salirò sul Garner Koffel, che è una cima un po' sopra gli impianti di sci di Nassfeld. L'ultima parte è prettamente sci alpinistica, cioè si sale fuori pista all'inizio. Adesso sono su strada e poi penso che si salga vicino alle piste, però purtroppo la neve è quella che è e bisogna trovarsi un po', inventarsi le gite. Questa di oggi è una gita comoda anche con poca neve, poi comunque in alto ce n'è perché arriverò oltre i 2000, quindi dopo non ci saranno problemi. Un altro aspetto apprezzabile della gita di oggi è il sole. Purtroppo sono un 15 giorni che giù in pianura non si vede il sole, c'è sempre nebbia o comunque nuvole. Anche oggi è così, però già Pontebba era nuvoloso, dopo salendo verso il passo si sono diradate e qui c'è il sole, e in Italia c'è il mare di nubi. Verso l'Austria no, che verso qui la valle del Gail è tutto pulito, ma verso l'Italia ci dovrebbe essere un bello spettacolo e di sicuro dalla cima si vedrà molto bene. Per me è la prima volta da queste parti, da questo lato se non altro, perché vabbè, quest'anno inizio stagione e con altre condizioni ero stato sul Monte Carnizza, che è uno, diciamo, in questa direzione c'è la cresta montuosa che divide Austria e Italia. Ero stato lì con gli altri sotto una bellissima nevicata, e se no sono stato parecchi anni fa, ero stato a sciare, ma non ero mai venuto a sciare da questa parte del passo, per cui una zona nuova. Sono 40 minuti che sto pellando e sono quasi arrivato al primo arrivo degli impianti. Io praticamente adesso devo andare su là dentro in quella forcellina lì e poi a sinistra. Non c'è tantissima neve sulla sinistra, spero che ci sia un canale un po' riparato. Tra l'altro adesso speravo ci fosse qualcuno da seguire, ma avevo dietro di me alcuni tedeschi austriaci che però non so dove sono finiti, non li vedo più. Ma insomma dovrebbero esserci delle tracce, anzi li vedo, eccoli lassù. Ah, che bel traverso. Vabbè, adesso devo puntare a quel masso qua davanti, poi risalire quel pezzo di pista e poi c'è un traverso. Adesso vedo delle persone che stanno tagliando e salgo in quel canale. Beh, bello. Guardate, ci batte un po' di sole, speriamo che molli la neve, che qui nell'ombra è abbastanza ghiacciatina. Io confido nelle temperature, visto che parlando con altre persone si vocifera già di firn verso le 11:30-12, firn ai primi di gennaio. Decisamente qualcosa non va. Beh, come immaginavo non sono l'unico, ci sono un po' di persone davanti, quindi la strada ce l'avrò battuta. La cosa che al momento mi preoccupa di più è questo muro devastante. Cazzo, vabbè. Allora adesso c'è qualcuno che lo fa a zig zag, mentre un altro l'ha preso di petto, più di uno l'ha preso di petto, ma minchia, questo è proprio violento. Mi sa che faccio una sosta, mi mangio 2 noccioline e poi lo affronto. Bello ripido. E vabbè, questo alpinismo è fatica, sudore e fatica, e ogni tanto un po' di polvere, ma poche volte. Bene, sono uscito al sole e sono passato in modalità Robocop. Qui questa è la selletta dove arriva l'impianto di risalita. Da adesso in poi vado su qui dietro alle mie spalle e sarà la vera gita. È stata abbastanza duretta lì, il muro era un po' ghiacciatino, però dai, la fatica ne vale la pena. Come puoi vedere qui dietro alle mie spalle adesso il mare di nubi si vede proprio bene.
Da qui tra l'altro c'è anche una bella vista sulla Valle del Gail, questa qua sotto, e tutte le Alpi austriache, e anche sulle Carniche, qui non è male, Creta di Ype, dietro Chianevate, Coglians. E si vede bene anche, dov'è? Il Lantelao, no, questo qui, qua, Lantelao e il Pelmo, qui in mezzo, tra la Creta di Ype e il Cavallo. Figo. Ho deciso di mettere i rampant, quelli davanti a me si sono fermati, li hanno messi, allora ho deciso di farlo anch'io. Forse stando attenti si sale anche senza, ma insomma me li sono portati dietro, non vedo perché non usarli, tanto poi adesso immagino finito il traverso me li toglierò. Purtroppo la situazione è peggio di quanto mi aspettassi, nel senso che c'è forse sì, c'è una minuta di neve su un pezzettino che riesce a sciare, ma sicuramente non dalla Cina. E tra l'altro adesso qua chi è davanti a me sta adottando due tecniche differenti. C'è chi si toglie gli sci e sale per il prato, chi invece persevera sulla vita. Alla fine ho optato per il portage. Avrei dovuto togliermi gli sci, fare un pezzo per superare un pezzo di erba e poi rimettermeli. Non avevo tanta voglia. Bel canale qua. E quindi adesso salgo. Ennesimo cambio di strategia, ho lasciato gli sci sulla zolla d'erba e salgo senza, tanto qua c'è poca neve, troppa poca per scendere con gli sci da sopra, per cui adesso 3 minuti vado su in cima e poi torno giù per piedi. Allora, qua su tira un sacco di vento, sono arrivato, questa è la croce, io spero si senta qualcosa. Gran spettacolo, come immaginavo, mare di nubi su tutta la pianura friulana e giù anche verso qua, senza scivolare, giù verso diciamo il Cadore, perché da giù qua davanti si vede benissimo il trittico, Antelau, Belmo e Civetta, e poi giù verso l'Austria anche penso laggiù sia il Grossglockner e poi tutte le altre montagne qui dell'Austria, con qua sotto la Valle del Gail, poi va verso lì su. Adesso tra l'altro io riparto perché inizia ad avere freddino e vabbè, torno giù, via per le piste.
tornato in pista. Questa è una figata, non sapevo ci fosse questa terrazza panoramica, scoperta per caso tra l'altro. Beh, è molto figo. Vabbè, come sospettavo, sciata così, sciata di sopravvivenza, ma vabbè, insomma, le condizioni sono quelle. Ho fatto un po' di gamba e va bene, va bene. Senza spaccare tutto, vediamo da dove vado. Ebbene, alla fine sono tornato nella nebbia pure io, e adesso sarà anche peggio che torno giù. Vabbè, dai, come giro, boh, non è male. Sì, è tanto, si sta in salita, si sta abbastanza fuori dalle piste perché si sale tutto su forestale e si è un po' più in alto delle piste. Poi dopo l'ultimo pezzo, il canalino abbastanza bello, anche la salita finale è che è molto corta. Poi con le condizioni di neve di oggi non era un granché. Forse ho pure sbagliato la linea di discesa, perché se stavo un po' più a sinistra di dove sono sceso riuscivo a fare 2 curve in più, però boh, la neve era un po' aveva mollato, un po' no. Sì, boh, non facilissima da sciare, almeno per me. Boh, come al solito ti lascio sotto in descrizione il giro e qualche dettaglio. Io ti ringrazio, spero che questo video ti sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao, a presto!